Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL Polizia. Lei dovrebbe essere contento perché abbiamo letto sui quotidiani che vi saranno aumenti medi di 650 euro. No, io l'avevo letto, l'avevo letto anche lei. Sì, giornali nazionali, questo che mi preoccupa, e quindi è meglio chiarire, la ringrazio di questa domanda, ma è meglio chiarire subito che è una grande cazzata, lo dico, è una grande cazzata, perché in un momento così delicato economico per tutti, gente di 50 anni che viene licenziata per del lavoro, noi parliamo di essere i privilegiati. No, questo no, anzi vi dico in meno di 2 minuti quello che sta succedendo. Noi avevamo chiesto ancora a luglio, perché c'era stato promesso di avere un incontro, perché abbiamo un contratto fermo da 7 anni, bene, e c'era stato prospettato uno stanziamento di soldi che poi sono spariti, quindi non siamo stati più chiamati, spariti per la sicurezza, che erano 85 euro lordi, alla fine erano 18 euro di aumento per un agente. Abbiamo avuto un riordino delle carriere dove sicuramente siamo retrocessi di 10 anni, soprattutto nell'aspetto economico, bene, con 40 euro di aumento che, tassati lordi, arriviamo sì o no a 20 a 30 euro nelle classi più alte della Polizia di Stato. Quindi smentiamo immediatamente questa cosa, perché è vero che arriva la Befana, ma è falso che arrivi per i poliziotti 650 euro, perché siamo continuamente grandi che non crediamo più alle favole, direttore. Ecco, quindi è meglio aver chiarito, grazie a lei. Per quanto riguarda invece i suicidi? Beh, il problema dei suicidi, direttore, noi abbiamo un'arma, ci sono stati già una decina di morti entro quest'anno. Vedo anche in Francia, lei che va spesso in Francia, 46 già all'inizio anno. Il problema di avere un'arma diventa una cosa pericolosa, molte volte questo scende anche nel discorso privato, è vero, sono molti i problemi privati, però sa cosa significa per un poliziotto avere un sostegno che non esiste, che non c'è, avere uno sostegno psicologico, essere cacciato dalla polizia, quindi la gente preferisce magari tenersi il problemino fino a che esplode, questa è la cosa, piuttosto essere sospeso senza soldi. Grazie Raffaele Grazie Padrone, a voi. vice segretario nazionale dell'UGL Polizia. Quando ho letto aumento di 650 euro, vabbè, qua in Italia ultimamente c'è il gioco delle tre carte, no? Ti danno 80 euro al mese, se però superi poi alla fine di 10 euro devi tornare indietro tutti gli 80 euro al mese per 12. No, non lo so. Vabbè. 40 meno gli 80. Grazie a voi. Ma questo capita. Allora, Fratelli d'Italia invece quest'oggi a congresso a Pordenone.